Crisi di Pasta Zara. Dopo un primo incontro con i lavoratori dello stabilimento di Riese Pio X e la richiesta del presidente Furio Bragagnolo ai dipendenti di tenere duro, è stato programmato un incontro con CGIL Cislewil per il 18 maggio. L'azienda, prima esportatrice di pasta italiana nel mondo e secondo produttore del paese, ha convocato i vertici delle categorie degli alimentaristi per fare il punto sulla difficile situazione in seguito all'annuncio dell'istanza presentata al Tribunale fallimentare di Treviso di accedere al concordato preventivo. Bisogna avere un piano di rientro efficace e ad oggi l'azienda ha solo chiesto un concordato preventivo in bianco, quindi vuol dire che non c'è neanche stato presentato un progetto, un piano di rientro. Pasta Zara in questi giorni ha nominato un nuovo amministratore delegato e si attende da parte del Tribunale, in caso di accoglimento della domanda di concordato, la designazione di un commissario. Grande la preoccupazione dei 470 dipendenti occupati negli stabilimenti di Riese Pio X, Muggia e Rovato e con lo stipendio di aprile congelato dalle pratiche del concordato. È stato detto che maggio comunque verrà remunerato. Una situazione sicuramente molto complessa e delicata, quella della storica azienda, entrata in una crisi di natura finanziaria correlata alla pesante situazione debitoria nei confronti di una serie di istituti di credito, tra i quali le due ex popolari venete. Non vorrei che fosse l'onda lunga di quella che è stata la crisi delle banche in Veneto, e questo è uno dei primi effetti. Io mi auguro che questa cosa venga risolta, che si trovino le risorse per rilanciare comunque un'azienda che è sana e ha prospettive.